Ma devi cambiare slide. beh, dopo quando arriva. Dimmi quando. Ok. Per cortesia, adesso riprendiamo, se potete far silenzio, grazie. Ok, riprendiamo adesso la diretta streaming. Naturalmente ci scusiamo dell'inconveniente, c'era un PC che era acceso che quindi dava questo disturbo, questa doppia entrata delle voci che si sentiva da chi era in diretta dalla propria abitazione. Sono cose che a Sanremo queste non succedono, qui da noi che siamo ancora alle prime armi possono capitare. Quindi ci scusiamo ancora di questo, intanto i tecnici stanno lavorando per poter essere più che mai certi, sicuri che tutto funzioni al meglio e riprendiamo con quelle che saranno poi le presentazioni da parte delle 12 società. I tempi sono comunque quelli che previsti. Adesso ne abbiamo gli interventi da parte delle società, anzi posso andare avanti spiegando il format, ricordando il format che è quello dei 10 minuti di tempo cronometrati per la singola presentazione delle singole società. E quindi capite, sono 12 società, sono 120 minuti, queste sono le 2 orette che dobbiamo trascorrere. Sapete anche la disposizione da parte degli interventi delle singole società, quindi partendo in senso inverso alfabetico, quindi dalla U, dalla UPL, per terminare con Adama o Adama. Basta se mi danno qualche segno che tutto può funzionare, noi riprendiamo con UPL, intanto ti prepari e dopo andiamo in diretta. Guadagniamo ancora qualche secondo, intanto devo parlare, anzi a questo proposito porto i saluti anche dell'assessore Caneri, il quale è stato chiamato in regione e quindi non è potuto intervenire a dare il proprio contributo, il proprio saluto. Ieri sera era in una diretta anche lì a San Biagio di Callalta con un altro format promosso dal Condifesa di TVB sul discorso delle calamità naturali, calamità che purtroppo anche in questa annata, la scorsa annata scusate, ha portato quegli effetti grandinigeni che tutti sappiamo, che tutti abbiamo dovuto sopportare, soprattutto in aree molto vaste rispetto a quello che solitamente accade. A questo punto provo a dire qualche poesia, qualche reminiscenza scolastica, intanto guadagniamo un attimino di tempo, intanto i tecnici possono verificare che tutto vada bene. Sembra di sì, io continuo a parlare. Ok, anche il direttore mi dà l'ok, quindi che dopo lo sentiremo alla fine, tra l'altro il direttore Codato. Quindi quando mi dite che possiamo riprendere ufficialmente quello che è il format, partiamo quindi con gli interventi di Andrea Bergamaschi per l'UPL. Micro che è perfetto, adesso si sente. Mi scuso ancora ovviamente per quello che è capitato, ma sapete, si rimedia da una parte, magari adesso potendo avere anche più utenti che ci seguono, sono 1700 iscritti, quindi è un numero abbastanza elevato e appunto dispiace che 1700 abbiano sentito due volte la prima parte del format, ma magari è entrato bene in testa quello che erano le cose che sono state dette. Se mi date l'ok. Ok, bene. Allora partiamo con UPL, partiamo con il dottor Andrea Bergamaschi che ci parlerà di un prodotto che riguarda memoria, rame, quindi sulfato tribasico più zolfo. Ho imparato tutto la notte, ho studiato tutta la notte. Ecco te Andrea. Bene. Sì.
Qual è davanti? Benissimo. Perfetto. Signori, buongiorno a tutti. Andrea Bergamaschi, responsabile globale Rame Zolfo per UPL. Come ha detto giustamente il dottor Fiorello, questa è la mia presentazione nei 15 minuti. Yukon era la difesa della vite. È un'originale miscela tra Rame Zolfo, dato tribasico e Zolfo, in formulazione liquida. Rame e Zolfo nella loro semplicità, se vogliamo chiamarla fitoiatrica, perché presentano il pilastro della difesa fitoiatrica fin dal 1840, non sono così semplici e congeniali quando dobbiamo portarli in un'unica formulazione, in quanto facendo un brevissimo riassunto di chimica, il metallo, lo zolfo è un non metallo e dal punto di vista fitoiatrico il rame funziona in forma ionica, mentre lo zolfo in forma di sublimazione. Di conseguenza dobbiamo mettere d'accordo due meccanismi, se vogliamo così propriamente detti, di azione per farli girare in maniera sincrona e soprattutto dal punto di vista di aumentare l'efficienza. Infatti dobbiamo lavorare sia dal punto di vista chimico, quindi dal punto di vista dell'ambito del sulfato tribasico, di conseguenza ottenere un'unica forma di cristallizzare del sale di rame, migliorare tutto quello che è il potere sospensivo, perché logicamente rame zolfo, scusatemi la semplificazione, pesano in maniera diversa. Quindi se io metto un prodotto in una bottiglia e poi dopo l'atomizzatore, le concentrazioni non saranno uguali. Di conseguenza, come dice il mio collega, il diavolo sta nel dettaglio. E il dettaglio è creare un sistema tale per cui rame zolfo lavorano nella migliore efficienza. Oggi come oggi il prodotto è registrato su vite da zucchero, è un mutuo riconoscimento dalla Polonia, ma entro 6-8 mesi dovremmo avere un'ulteriore estensione campi di impiego su culture di ambito prettamente mediterraneo, come può essere pomodoro e patata. Oggi come oggi sulla vite da vino, però i due black massimo numero di applicazioni. E faccio riferimento sia alla dose a ettaro che alla dose a concentrazione, in quanto non c'è vincolo l'uno con l'altro, ovvero posso usare entrambe le dosi. L'importante è non superare la dose massima di di conseguenza, come è stato menzionato prima anche per macchine di nuova concezione che lavorano a concentrazione, il prodotto rispetta tale normativa. Dati qualche dato sperimentale, vi rimando tutto a un incontro ufficiale di lancio nazionale che si terrà presso il Vinitaly il prossimo 14 aprile, nonché 3 articoli specifici che sono in corso di pubblicazione patologiche di profilazione della molecola nonché di strategia con i nostri induttori di resistenza Baciplant. Parto dal 2016, anno in cui abbiamo avuto il primo prototipo, e vedete che in un effetto dose il prodotto non solo risponde tanto quanto i classici standard idrossido 180 grammi, ma arriviamo a delle efficacie che sono ragguardevoli. Possiamo risparmiare, se vogliamo così dire, un 30-50% di dose. Sempre cambiamo annata, ma il tempo di paragone non era solo l'idrossido, ma anche il sulfato tribasico. Questo per un motivo, perché il sulfato tribasico può essere ottenuto in diversi modi dal punto di vista industriale. UPL ha un suo brevetto, e qui nella prova vedete che i 320 grammi sono pari ai 750. I 750 grammi, tanto per dare un'idea, sono la dose del rischio ambientale, e quindi è la dose unica che collega tutte le nazioni europee, dalla Spagna alla Grecia, dalla Germania all'Italia. E veniamo a un altro dato altrettanto interessante, perché è nata 2023, e vedete qui di nuovo l'effetto dose a concentrazione, dove è logico 160 grammi non danno la risposta, ma è interessante notare che con un 50% di rame abbiamo una risposta d'efficacia paritetica alla doppia della dose. Se poi vogliamo avere effettivamente una